Amore, 200 messaggi al minuto, è San Valentino, ho capito che ho milioni di followers, ma basta, chi è sta gente? Andrea, ma cosa devo farci? Sono i soliti casi umani. Sì, i soliti casi umani, Marcoli, Madonna, leggimi. Madonna che curioso, mi ha scritto, mi piacerebbe tanto conoscere la bimba che è in te e portarla a spasso. Sì, dica sto qua che devo portare a spasso il meccanico, altro che... Fabio? Madonna, Fabio, ogni mattina mi sveglio, sveglio. Già qua. E penso come sarebbe bello averti accanto. Mi basterebbe annusare, senza un N, il tuo sudore. Sì, digli a sto qua che dico me come che funziona la vita in 2 secondi. No, ma questo non ha capito che basterebbe che ti faccio sentire il tuo per allontanarlo. Comunque. No, è così, falla simpatica. Senti qua divento piena di soldi. Mi vendi le tue mutandine? Oh, ma a sto qua rispondegli subito che vendo le mutandone, detto mamma che vendo. Oh, vedi di parlare a modo, che teterabalto. Vabbè. Senti, ma perché tra tutta sta gente qua poi hai scelto me? Perché se hai sta gente qua, attiri sta gente qua. Me lo chiedo anche a me. No. Amore, cosa ne dici che oggi a San Valentino mi porti in un bel ristorantino di sushi, così almeno sto leggero? Madonna, questo sushi, noi cucina e mi tocca pagare, cioè non lo so. Una bella trattoria sui colli, 2 pezzi di carne di qualità. Ma non la digerisco la carne, poi mi gonfia la pancia. Sempre gonfia, sempre gonfia. E se tipo andiamo in un ristorante tipo vegetariano, una bella insalatina? Ma senti una cosa, ma la faccia da cavara. Cioè, ma ti porto a Padova da un mio amico stellato, fa cucina moderna, così abbiamo queste esperienze creative. Ascolta qua, ideona, aperitivo abusivo dal paninaro. 2 spritz e si salta la cena! Festona Belton! Sì! Amore, devo dirti una cosa seria. Cosa? Ci lasciamo. Ma stai scherzando? No, veramente. Ma sei ebete? No, ma che ho pensato, no? Che domani è San Valentino e così io mi evito il regalo, ma torniamo assieme lunedì. Ma vai Mona, l'avevo pensato anch'io. Ah, veramente? Fatta allora? Fatta! Grande! Oh, ma mi assicuri che lunedì torniamo assieme? Perché mi hai promesso che mi porti in montagna da Asiago. Amore, fermati un attimo perché questo è il momento più bello di San Valentino. Ferma un attimo, cosa c'è? Sai che ogni anno ti regalo sempre le solite cose che le scelgo pensando a me. Quest'anno ho deciso di sceglierle pensando a te. Poco ma bon. Vabbè, guarda che robetta. Guarda. Ma cos'è sto paglion qua? Mamma! Prosecco di Valdo Biadre di OCG! Sì. Mamma mia! E questa? Questa è la sorpresa di casa qua con muffetta verde? Sì, da Mesio Gianni! Mamma mia, questa se porsella dentro e buea fuori! Sì! Mamma mia! Grazie amore! Grazie! Prego! Può festeggiarlo da solo! Ciao! Spario l'uomo? Amore, scusa, mi ero dimenticato. Sì, beh, sei stato io un'ora. No, ma perché ti ho portato un regalino a San Valentino? Amore! Allora, non prenderlo, ti prometto che non è niente impegnativo, però voglio che ti duri per tanto tempo. Apri! Ma cos'è? È una fascetta con la vite. Ah no, ti spiego come funziona, dammi la mano. Allora, praticamente è il tuo nuovo anello. Allora, vedi che qua la vite, io metto il cacciavite qua dentro, giro e ti va a misura giusta praticamente, ma dopo se per esempio ingrassi la puoi anche allargare. Sei grasso. Andrea, le vedi queste? Boh, da oggi te le vedi più. Vabbè, era anche una bella idea. Posso sempre riciclarla, va bene per te misure. Una fascetta è per sempre.